perché Portogruaro è una città importante, era molto ambita dal centrodestra. Vedi gli impegni che sono stati messi sia per la provincia che in comune a Portogruaro, ma per stessa loro dichiarazione pensano già alle regionali e al comune di Venezia. Però, fatta questa affermazione, io credo di essere soddisfatto e volevo ringraziare tutti gli elettori che mi hanno dato la fiducia, e mi hanno legittimato fino in fondo. Il voto popolare mi dice di andare avanti, hanno apprezzato il lavoro che ho svolto, i voti sono importanti, abbiamo preso il 52,45% contro il 47,55%, quindi circa 700 voti in più del mio avversario politico, al primo turno ne avevo solo 300. Ed era anche una battaglia difficile da compiere. Alla fine è prevalso il lavoro svolto, portare la gente a discutere dei programmi, ragionare sulle cose fatte. 1000 voti non sono pochi e comunque avevo già anticipato che io non mi accontenterò del risultato senza il premio di maggioranza. Ho già predisposto il ricorso perché io credo che per 19 voti un'amministrazione comunale e un sindaco che ha preso 1000 voti non possa rinunciare a questo. Quindi... Sindaco, lei si sta riferendo al voto del primo turno in cui le coalizioni che appoggiavano Tabaro avrebbero preso, anzi hanno preso, almeno questi sono i dati per ora, più del 50+1. Hanno preso il voto. La legge prevede che le liste che prendono il 50, più del 50%, avversari, che non vincono, non consentono al candidato vincitore di avere il premio di maggioranza, quindi ci va col proporzionale, ci va col 11-10. Io credo che valga la pena di verificare, perché abbiamo dei segnali dei nostri rappresentanti di lista che c'è la possibilità di errori e quindi faremo il ricorso per poter stabilizzare sempre di più la coalizione. Quindi Bertoncello che non si accontenta, insomma? Non solo non mi accontento, ma io credo che dovremmo continuare a dare stabilità, governabilità ai nostri cittadini, dovremmo costruire da oggi un nuovo gruppo dirigente per avere un grosso ricambio futuro e finalmente uscire dai vecchi uomini politici. Ringraziamo dunque Antonio Bertoncello, la linea alla redazione centrale. Però fare una domanda al sindaco di Portogruaro, poi nei prossimi giorni andremo ad incontrarlo e avere io e lui volevo avere con lui un colloquio. Anch'io. Ecco, una domanda volevo però farla a Bertoncello. Il fatto poi della composizione del Consiglio, no? Non ti provoca, non dico timore politico, no, ma qualche perplessità anche su una legge elettorale un po' particolare, una situazione ho già avuto modo di dirlo in trasmissione da lei e anche forse a livello personale. La coalizione uscente era già 2 anni e mezzo che operava con 12 e a volte 11, perché il consigliere D'Angelo era già uscito e passato dall'altra parte e il consigliere Stivalla a volte c'era, a volte non c'era. Devo dire che non è stato facile portare in porto un'amministrazione per 5 anni con la stabilità che abbiamo dato a Portogruaro. Il fatto che abbiamo creato una squadra giovane, coesa, con un programma condiviso, senza ambizioni personali, senza, come posso dire, voglia di strafare, ma di lavorare per la città, io credo che sarà molto facile, anzi lei lo sa bene, San Michele ha avuto problemi con maggioranze elevate, Concordia ha avuto problemi con maggioranze elevate, lo stesso sta San Stino nel passato, quindi non sono gli uomini che fanno le maggioranze, sono le idee e la voglia di lavorare per le città.
Io ringrazio il sindaco di Portogruaro, confermato ieri dopo il ballottaggio Antonio Bertoncello. Avremo occasione di incontrarci ovviamente per capire anche il futuro a questo punto di Portogruaro, anche perché Bertoncello ce lo ha accennato nell'ultimo faccia a faccia, ma noi vogliamo entrare nel concreto. Grazie ancora a Antonio Bertoncello. Allora, ogni tanto mi sfuggiva il tu, ma con Bertoncello ci conosciamo da tanti anni e quindi so che in TV è sbagliato, però ogni tanto però anche voi, dico, no, anche voi compagni solitamente vi davate il tu, anche voi adesso avete cambiato tutto, insomma ci sentiamo, ci vediamo, grazie. Allora